Ti voglio raccontare com'è la mia idea di un riso. Per me il riso è un foglio bianco. È iniziata così la lezione dello chef Davide Oldani all'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Un'esperienza unica per questi studenti, ma anche per i tanti convenuti alla presentazione del suo ultimo libro. Un'occasione per raccontare la sua vita e il suo costante viaggio nel gusto, organizzata dalla latteria di Soligo con un obiettivo ben preciso. Perché credo che sia la necessità dei nostri giorni di coinvolgere i giovani. Se viene a mancare anche la passione, quella voglia di arrivare, quella voglia di avere anche del successo, io credo che sarebbe un disastro. Questo lo faccio perché è una parte della mia vita che voglio dedicare ai ragazzi, perché so che loro sono sempre di più il futuro, sempre, sempre di più, e quindi con Soligo io naturalmente ho una stima esagerata per i prodotti e da lì poi nascono le amicizie, nascono le stime sotto il profilo umano che mi portano a scoprire i mondi nuovi. Davide Oldani non è solo uno chef stellato e un allievo di Gualtiero Marchesi, ma si definisce una persona che voleva far succedere delle cose e non il successo. Se vuoi far succedere delle cose ti impegni per farle succedere e poi è la gente che poi dirà, parlerà del tuo successo. Dentro di me parlo sempre di ciò che faccio succedere. E Oldani si è raccontato, dalla passione giovanile per il calcio alla fatica di intraprendere la strada dei fornelli, dal primo ristorante in affitto ad un intero borgo comprato alle porte di Milano. E tutto sul doppio binario della missione e della passione. Una volta facevi la missione e in più dovevi avere la passione. Adesso con i giovani d'oggi secondo me c'è tanta passione, poi se uno vuole farsela diventare una missione lo può fare, ma non che uno debba essere per forza missionario per fare questo mestiere. Una lezione di vita e di fornelli dove Oldani ha chiesto ai giovani di abolire i sogni e guardare i desideri. Desiderare ti impegna un po' di più, ti dà un po' più di energia.